benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo si spara ancora, anche contro le chiese. Colpi di pistola, per fortuna senza conseguenze, nella parrocchia dello Zen. Padre Giannalia indignato, siamo ostaggi di un gruppo di imbecilli. L'odio assurdo dei nostri giorni, un giovane catanese finisce in ospedale aggredito in aereo da due prepotenti per un bagaglio nella cappelliera. La vittima al nostro microfono racconta il suo incubo. Etna, una dopo l'altra le emozioni. Stamattina dal cratere Boccanuova intense emissioni di gas e cenere. L'attività affianca le colate e le fontane di lava dei giorni scorsi. Il vulcano preso d'assalto da turisti e escursionisti. A Taormina ha impiantato un pacemaker senza fili a una bambina di 10 anni. Al centro di cardiologia pediatrica uno dei primi interventi al mondo di questo tipo su una minore. Catania sporca, il comune dichiara guerra agli incivili da gennaio, fototrappole, droni e ispettori ambientali, ma intanto a Montepo regnano omertà e inciviltà. Anche la Sicilia rimpiange Brigitte Bardot, all'attrice francese anticipatrice di libertà e indipendenza delle donne. Era stata dedicata l'anno scorso una giornata al Taormina Film Fest. Calcio, il Palermo va in pausa dopo i 3 punti contro il Padova, con la consapevolezza di poter ancora giocare per la promozione diretta. In 3 per il dopo Brunori che va alla Sampdoria. Serie C, momento positivo per il Catania che si gode la vetta, ma con il pensiero al Foggia. Sul fronte mercato, oltre Bruzzaniti, il club vorrebbe chiudere almeno 2 colpi. Ben trovati a Palermo, colpi di pistola contro la chiesa dello Zen. I proiettili hanno raggiunto l'interno dell'edificio religioso, dove fortunatamente non c'era nessuno. Il parroco del quartiere dice al nostro microfono: siamo ostaggi di un gruppo di imbecilli. Marco Gullà. Mentre a Monreale avveniva il battesimo dell'associazione MAS in memoria delle vittime della strage, allo Zen si continuava a sparare. Un petardo e colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'ingresso secondario della chiesa del quartiere. I proiettili hanno raggiunto l'interno della chiesa, dove fortunatamente non c'era nessuno. Questa mattina abbiamo incontrato il parroco dello Zen, sconvolto ma al contempo arrabbiato per un nuovo episodio inquietante. È il segno dell'imbecillità di queste persone, perché veramente per fare una cosa di questa io penso passeranno come la persona più imbecille che questo quartiere abbia mai avuto. Però è anche un segno di mancanza di controllo da parte nostra di questo territorio. Io lo dico da parte nostra, non dico solo le forze dell'ordine, ma anche noi come realtà, perché ci sfugge di mano che nel centro di un quartiere uno piglia, spara, fa esplodere un petardo che squarcia una porta di un teatro, tra l'altro. Il clima allo Zen è da Far West. Guardate questa pensillina interamente crivellata da colpi di pistola. E poi, nei giorni scorsi, è stato fatto esplodere anche un tombino. E mentre padre Giannalia parla, viene anche fatto esplodere un grosso petardo. Poi è brutto anche per altri motivi. È brutto pure perché questo luogo, in questo contesto di fatti drammatici che l'hanno interessata, è stato anche la chiesa punto di aggregazione di istituzioni, associazioni. Allo Zen c'è tantissima gente che quotidianamente chiede ben altro per il quartiere. Siamo in ostaggio di un gruppo di imbecilli. Se questo è, come si fa? Ma lo Stato italiano certe volte si ammazza per fare missioni di pace lì a destra e a sinistra, e qui stiamo vedendo un pezzo d'Italia dove ci sono 35.000 persone, la maggior parte delle quali sono brave. Tanti bambini, che insegnamento gli stiamo dando a questi bambini? È assurdo che non si riesca a risolvere questo problema. È un gruppo di imbecilli, sono pochi, quindi sarebbe facile anche, come dire, toglierli di circolazione. Sempre a Palermo, un uomo con problemi psichici, armato di coltello su un tram, ha tentato di colpire con la lama una donna in gravidanza. È la terza volta che questo individuo semina il panico sul mezzo pubblico, impunito. L'azienda, l'Amat, rassegnata, dice: lo abbiamo segnalato, più di questo non possiamo fare.
Ancora a Palermo, dopo la sparatoria di sabato scorso, sciolta la prognosi per la donna colpita dai pallini di un fucile. Almeno questo è positivo. Non convince tuttavia la versione dell'autore, reo confesso, che potrebbe essere stato aiutato da un complice, Lorena Dolci. C'è l'arma, un fucile dell'800, l'autore della sparatoria, Giuseppe Calì, reo confesso, ma anche il movente forse un complice, mentre è fuori pericolo Valentina Peonio, la donna di 33 anni rimasta gravemente ferita da un colpo di fucile sparato in piazza Nascè a Palermo la notte tra sabato e domenica scorsi. La donna è stata trasferita in chirurgia plastica per la rimozione dei pallini, alcuni dei quali al momento non si possono estrarre. Al vaglio degli inquirenti c'è la versione del giovane di 21 anni arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina e lesioni. L'ho trovato in un cassonetto, ha raccontato Calì agli investigatori, ma solo quando i poliziotti si sono presentati a casa sua e lo hanno invitato a consegnare quanto eventualmente detenuto. Il giovane ha fatto ritrovare il fucile che era stato già smontato in 2 parti. Chi ha compiuto questa operazione, che presume una certa pratica, se è vero che Calì ha detto di non essere avvezzo alle armi. Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato aiutato a smontarlo e poi a nasconderlo da un'altra persona. Nessuna chiarezza poi sul movente che ha fatto finire nel sangue l'ennesima serata della movida palermitana. E non è finita a Palermo, hanno creato un varco nel tetto e in 3 si sono calati in un supermercato di via Tommaso Natale. Con il flex hanno provato ad aprire la cassaforte, non ci sono riusciti. Uno della banda, un 27enne, è stato arrestato dai carabinieri e adesso si cercano gli altri 2 complici. Il sogno del Capodanno a New York di Martina e Domenico, 2 giovani insegnanti catanesi, si è trasformato in un incubo. Sul volo in partenza da Roma, un banale litigio per lo spazio in una cappelliera è degenerato e un passeggero ha colpito il giovane con una borraccia in testa, provocandogli una emorragia, mentre il figlio lo ha preso a schiaffi. E così Domenico è finito in ospedale con questa emorragia interna, come racconta al microfono di Eva Spampinato. Mi hanno fatto diversi controlli, tra cui 3 TAC, e c'è stata una lieve emorragia interna. Domenico Laudani parla con un filo di voce dal letto dell'ospedale San Pietro di Roma. Lo vediamo in foto con la testa ancora fasciata. Gli ultimi giorni dell'anno li trascorrerà qui, sotto osservazione, invece che passarli a New York insieme alla sua fidanzata. Il viaggio dei sogni, programmato da tempo, si è trasformato in un incubo che per fortuna non è finito in tragedia. Sembrava di vivere una situazione irreale, una scena di un film. Io che perdevo sangue dalla testa, la mia ragazza in preda al panico, la gente che ovviamente si è spaventata, faceva video. Poco prima del decollo i 2 fidanzati, entrambi insegnanti, si trovavano già seduti ai loro posti quando arriva una famiglia campana con a capo il padre visibilmente alterato. Le loro cappelliere erano piene e volevano mettere i bagagli in quella dei 2 giovani. La coppia catanese si mostra disponibile, ma qualcosa va storto. Prende la valigia, mi guarda con gli occhi sbarrati e la tira con forza all'interno della cappelliera. È stato lì che il mio ragazzo gli ha detto: scusi, ma come si permette? Io all'interno ho una macchina fotografica, ho un computer. Il figlio arriva e ci urla contro il fatto che nella loro postazione non c'era spazio. È stato lì che Domenico gli ha risposto: guarda, non sto parlando con te, stai zitto, sto parlando con lui. Il figlio inizia a colpirci con le mani e il padre prende la sua borraccia di metallo piena di acqua e colpisce alla testa Domenico. Domenico, insegnante, fotografo e PR molto conosciuto a Catania, viene trasportato d'urgenza in ospedale. Subito dopo la botta ho avuto forti giramenti di testa, nausea e mi sono accasciato e perdevo visibilmente sangue dalla testa. Tra rabbia, paura e delusione, i 2 ragazzi sono pronti adesso a sporgere denuncia contro gli aggressori. E fanno bene, questo è l'odio insensato che dilaga soprattutto tra i prepotenti. Cambiamo argomento. L'Etna regala emozioni a ripetizione. Stamattina dal cratere Boccanuova importante emissione di gas e di cenere, attività che si aggiunge alle colate e alle fontane di lava che si sono prodotte nei giorni scorsi. Vulcano preso d'assalto da turisti ed escursionisti. Luca Ciliberti.
Le eruzioni, 3 tipi di attività differenti. L'Etna in questi giorni sta regalando uno spettacolo naturalistico eccezionale. Stamattina si è risvegliato il cratere Bocca Nuova con emissione di cenere ben visibile anche dai centri abitati. Attività che non ha nulla a che vedere però con quella iniziata alla vigilia di Natale dal cratere di Nord-Est, che dopo 28 anni è tornato a produrre fontane di lava. Contestualmente, a poche ore di distanza, si è aperta una nuova bocca sull'alta parete del cratere Voragine. Poco più in basso, sulla stessa parete, si è aperta una frattura dalla quale c'è stata una colata che al momento sembra scarsamente alimentata. Attualmente permangono i divieti a quota 2750 metri per gli accessi ad alta quota, ma la situazione è in continuo divenire ed è costantemente monitorata dai tecnici dell'INGV di Catania, dalla Protezione Civile e controllata sul posto dalle guide esperte alpine e vulcanologiche. Siamo qui sul versante sud del vulcano e adesso ci troviamo a una quota di 2750 metri. L'attività vulcanica è in evoluzione e oggi abbiamo osservato un'emissione di cenere dal cratere Boccanuova, un'attività esplosiva dal cratere Voragine e il cratere nord-est sembra adesso in una fase di attesa e quindi staremo a vedere le ulteriori evoluzioni che l'Etna ci regalerà. Le feste e il bel tempo stanno incentivando le visite e le escursioni dei turisti. Qui siamo a quota 2500 metri e guardate alle mie spalle che cosa c'è. I have done a couple of volcanoes already, but this is the first active one, so I'm quite excited. Impossibile perdere queste esperienze. Andava fatta l'escursione, è brutto, vieni qua, ti fermi, è bello arrivare su. Da dove viene? Brasile, sono venuto a vedere questa esperienza. Gli esperti raccomandano prudenza ed equipaggiamento adeguato per la corretta fruizione del vulcano. Magnifico comunque, certo, la prudenza è assolutamente d'obbligo. Un intervento di alta chirurgia tra i primi al mondo al centro di cardiologia pediatrica di Taormina. A una bimba di 10 anni è stato impiantato un pacemaker senza fili. Adelaide Barbagallo. Il 2025 si chiude bene, il 2026 si aprirà nel migliore dei modi per una bambina di 10 anni. Potrà festeggiare il suo ritorno a una vita normale. Il suo cuore batte perfettamente grazie a un pacemaker senza fili che le è stato impiantato al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo Bambin Gesù di Taormina. Si tratta di uno dei primi interventi al mondo effettuato su una bambina. Un dispositivo piccolissimo, pesa meno di 2 grammi, impiantato dal dottor Paolo Guccione dalla sua equipe. Abbiamo realizzato l'obiettivo di restituire un pacemaker, quindi un sistema che garantisce i battiti mancanti al cuore di questa bambina senza fili. La procedura tradizionale avrebbe determinato un danno iatrogeno a questo punto sulla valvola tricuspide con potenziali gravi complicanze. L'intervento è riuscito grazie alla collaborazione di più figure professionali. L'unione delle competenze rende facile il percorso e l'obiettivo è stato centrato. La bambina il giorno dopo la procedura è uscita con un piccolo puntino sulla vena del collo che abbiamo utilizzato per impiantare questo apparecchio. Per quanto riguarda il futuro, c'è una nuova proroga per il Centro di Cardiologia Pediatrica di Taormina. Sarà operativo fino alla fine di luglio del prossimo anno, in attesa della definizione della rete ospedaliera siciliana. Complimenti a questi medici straordinari, tanti auguri alla bimba. Il Parlamento siciliano intanto è paralizzato da regole obsolete, lo ha detto il presidente Schifani facendo gli auguri ai giornalisti e annunciando una riforma in proposito a gennaio. Maglio Viola. La prima riforma da fare è quella del regolamento d'aula, perché con queste regole nessun governo può lavorare. Anche i governi precedenti sono stati costretti a scendere a compromessi per poter andare avanti. Ne è convinto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che facendo gli auguri ai giornalisti presenta il bilancio di 3 anni di governo. Ringrazia più volte il presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno per aver messo in sicurezza le norme fondamentali della finanziaria, come la decontribuzione per la crescita del lavoro. Poi annuncia la riforma che sarà presentata in aula per dare regole nuove al
Parlamento più simili a quelle dei due rami della Camera a Roma. Schifani non vuole entrare nella polemica, ma si dice dispiaciuto della bocciatura della norma che stanziava 10 milioni di euro per contrastare il danno dei dazi. Sulla Corte dei Conti ribadisce la collaborazione istituzionale e punta alle parifiche dei bilanci degli anni passati entro luglio. Questo libererà 2 miliardi di euro di investimenti frutto della crescita dell'economia e del risanamento dei conti di questi anni. Poi parla di trasporti. Sul caro voli non può far di più la Regione perché le regole europee non lo consentono. La politica infine ha invaso la gestione della sanità abbassando il livello, dice Schifani, affrontando il tema delle nomine dei manager. Il sistema ha fallito e deve essere riformato, una riforma che abbiamo già lanciato con provvedimenti di giunta. Abbiamo comunque cose che funzionano, altre che sono vere e proprie eccellenze. Stiamo lavorando per mantenere ad esempio Taormina, non possiamo permetterci il lusso di perderla e ci metterò il cuore. Tornando sui trasporti, infine in Sicilia avremo la media velocità. Ci sono cantieri aperti che lavorano, che chiuderanno fra il 2029 e il 2030. Mentre Schifani parla di dati, interventi e riforme, nei corridoi invece si continua a parlare di rimpasto, con almeno 6 nuovi assessori dati in arrivo, ma questo sarà probabilmente tema soltanto di gennaio. Vedremo. Catania, controlli di carabinieri e guardia di finanza in una ditta di Pedara hanno portato alla scoperta di un'attività commerciale abusiva con il sequestro di circa 300 kg di mangimi e legumi privi di tracciabilità, accertati anche abusi edilizi, detenzione illegale di animali protetti e trovate oltre 40 bombole di GPL e sequestrati più di 5.400 litri di gasolio agricolo stoccati in condizioni di grave pericolo. A Camporeale, vicino a Palermo, sequestrata una discarica abusiva con rifiuti di ogni tipo in un'area di 1.400 metri. Denunciato un uomo accusato di gestione di rifiuti non autorizzata. Bellezza e monnezza. A Catania si dichiara guerra all'esercito degli sporcaccioni. Da gennaio arrivano fototrappole, droni e ispettori ambientali, ma intanto a Montepò regnano omertà e inciviltà. Tonino De Mana. Dalla montagna innevata alle montagne di spazzatura, dall'Etna a Catania, in una sola inquadratura, la grande bellezza e la grande monnezza, che in questo caso dà il benvenuto a chi arriva nel quartiere di Montepò. Strade e marciapiedi sventrati dai mezzi meccanici che si occupano della raccolta dei rifiuti, lasciando profonde voragini dove vengono riversate tonnellate e tonnellate di spazzatura. Da queste parti la raccolta differenziata non decolla o forse non è mai stata presa sul serio. Di fuori vengono direttamente che fugone, che macchina, capito qual è il problema? Qua siamo da Sicilia, non siamo qua a Germania, non siamo in Inghilterra. In Inghilterra sulla letta in segreto ce la fanno pigliare, qua c'è la metà. Aprono il cofano tranquillamente, tanto controlli non ce n'è. Quante volte ti è capitato di vedere gente che butta la spazzatura? Ah, tante volte, però purtroppo io ho famiglia. Dai crateri di Montepò ai marciapiedi impercorribili di Picanello, in queste immagini la discarica abusiva di via Spoto con arredi e mobili in disuso in bella mostra. Sacche di inciviltà anche in pieno centro, esattamente in via Dusmet, a pochi passi dalla cattedrale. In tema di rifiuti tanto è stato fatto e tanto resta da fare, ma il 2026 si aprirà con importanti novità, dalle fototrappole ai droni, passando per l'impiego degli ispettori ambientali. Recluteremo volontari che ci aiuteranno appunto a sensibilizzare ulteriormente i nostri concittadini. Gli ispettori ambientali saranno appunto formati e quindi secondo un regolamento che ha già approvato il Consiglio Comunale saranno appunto allocati nei vari punti della città e ovviamente non avendo capacità sanzionatoria ricorreranno alla polizia locale. Anno nuovo, offensiva nuova e tempi duri, si spera, per l'esercito degli incivili. Passiamo allo spettacolo. L'avaro di Molière in scena al Teatro 2000 di Ragusa. Con la regia di Guglielmo Ferro, Enrico Guarneri interpreta Arpagone in uno spettacolo dove le risate si intrecciano al dramma. Veronica Barbarino. Hanno rubato tutte le cose, avevano tutte le cose da cosa, io come si chiama, tutto. Nel cuore di una casa dominata dal sospetto e dal denaro vive Arpagone, un uomo che ama solo una cosa, i suoi soldi. Intorno a lui una famiglia ribelle, amori segreti e servitori furbi che cercano di sfuggire al suo controllo. È l'avaro di Molière in scena al Teatro 2000 di Ragusa. Io non ero mai niente, che cosa vorreste? Amaro, caccialeggio.
La mano? Ma poi Madonna. Sotto la regia di Guglielmo Ferro, che trasporta la pièce in Sicilia, Enrico Guarneri, mattatore della scena, offre un'interpretazione carismatica e trascinante, capace di rendere Harpagon tanto ossessionato e fragile quanto irresistibilmente comico. Molière è un genio. E come interpretarlo è questione di sensibilità, è questione di vibrazioni, di sentirle per primo, per essere poi capace, in grado di trasmetterle. E come diceva Capuana, e qui si corica il scecco. Uno spettacolo che unisce tradizione e ritmo contemporaneo su un testo immortale che, pur affondando le radici nel Seicento, con una lucidità ancora attuale, racconta vizi e debolezze dell'animo umano e delle nostre manie più profonde. Quando non c'è niente, quando non c'è niente, quasi niente. Anche la Sicilia rimpiange Brigitte Bardot, l'attrice francese e anticipatrice di libertà e indipendenza delle donne. Era stata dedicata a lei l'anno scorso una giornata al Taormina Film Festival. Desirée Ferlito. Icona di bellezza, stile e libertà, Brigitte Bardot, scomparsa sabato a 91 anni, era stata celebrata nell'ultima edizione del Taormina Film Fest con Bardot, un ritratto che racconta non solo la diva di fama internazionale, ma soprattutto la donna dentro e fuori l'inquadratura. La Perla dello Ionio ha dedicato una serata alla prima attrice francese a conquistare una fama planetaria, incarnando un'idea di femminilità audace e profondamente moderna. Ambigua e destabilizzante per l'ordine sociale tradizionale, come quando nel 1967 cantava insieme a Serge Gainsbourg un complesso gioco di parole, l'audace Je t'aime moins plus. La pellicola proiettata a Taormina offre uno sguardo intimo sulla sua vita, dagli anni del successo travolgente alla scelta radicale nel 1973 di abbandonare il cinema per dedicarsi interamente alla difesa degli animali. E la stessa Bardot a raccontare questo viaggio, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, le sfide personali e le battaglie pubbliche che hanno ridefinito la sua immagine. Si spegne così un simbolo del nostro tempo, ribelle, indomita e bella senza limiti. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo in pausa con serenità dopo la vittoria e il Catania con il pensiero al Foggia e al mercato d'inverno. State con noi, vi aspetto. Palermo in 3 per il dopo Brunori che a breve andrà alla Sampdoria. Magnani resta un rebus. Marco Cullà. La vittoria contro il Padova, seppur sofferta e laboriosa, ha regalato serenità al Palermo che va in letargo per la sosta invernale con la consapevolezza di poter ancora giocarsi fino in fondo la promozione diretta. In passato, in alcuni momenti, adesso sembra che abbiamo ritrovato appunto questa continuità, non dobbiamo assolutamente perdere di vista l'impegno, la cattiveria, la voglia di migliorarci in allenamento quotidianamente, ma sotto questo aspetto sono convinto che il mister Inzaghi saprà sempre tenere la squadra. Ma ovviamente la società dovrà adesso essere abile sul mercato. Intanto a breve si concretizzerà la cessione di Brunori alla Sampdoria. Da oggi infatti ogni giorno è buono per il passaggio dell'attaccante ai blucerchiati. La formula è quella del prestito secco. A fine stagione le due parti, Brunori e il Palermo, si siederanno e decideranno il futuro assieme. Il club rosanero davanti farà qualcosa e le opzioni al momento non sono poche. L'obiettivo numero 1 è Moreo, che piace a Inzaghi. Tuttavia attualmente Moreo è un punto fermo del Pisa che se ne priverà solo se lo stesso giocatore chiedesse di cambiare aria. Dal Pisa piace anche Tramoni, ma il club nerazzurro chiede 6 milioni di euro. Resta un rebus Magnani, il suo ritorno o meno dipende sempre dalle questioni personali del difensore. Catania fra campo e mercato, i rossazzurri celebrano il momento ma si concentrano sul Foggia e intanto il club oltre Bruzzaniti vorrebbe chiudere almeno 2 colpi. Marco Carli.
I social riflettono il momento anche nel calcio e il momento è positivo in casa Catania, basta guardare i social appunto. Su quelli del club si va dalle votazioni per la rete più bella del girone d'andata fino ai record della difesa, la migliore del campionato con 14 clean sheet. Il bel finale d'anno solare va celebrato e il primato va difeso. Solo a questo pensa la squadra che si allena in vista di Foggia. Sul mercato ci sono le piste da seguire. La prima è l'unica che può sfociare all'apertura ufficiale del 2 gennaio. Porta Bruzzaniti, con ragazzi è già tutto definito, 3 anni e mezzo, quasi 500.000 euro pronti per il Pineto. Le altre strade sono da percorrere nel tempo. Giabua, centrocampista, classe 2001, di proprietà dell'Atalanta, adesso all'Avellino, con diritto di riscatto e controriscatto, e l'obiettivo in mezzo al posto di Aloi. Ma ci sono tanti nomi in alternativa. Così come ci sono in difesa, dove Miceli verrebbe di corsa, il DS del Monopoli conosce la volontà del giocatore. Il Catania sa che sarebbe un colpo importante in chiave presente, mentre va verificata la prospettiva futura, nel caso si arrivi alla Serie B, visto che Miceli ha 34 anni. Quest'anno per lui anche 2 reti contro Giuliano e Casarano. L'altra pista è l'esterno. Più che un nome c'è un identikit, tipo Ponzi del Modena, ambidestro che gioca a sinistra, classe 2001. Al di là dei nomi che restano comunque in secondo piano, c'è una verità. Per aprire l'acquisto di un altro esterno serve liberare un posto in lista, probabilmente fra i trequartisti. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.